Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. New academic year begins at the University of Udine. Tutto perché siamo nell'anno del 50° del terremoto. Questa università nasce proprio a seguito della ricostruzione, del rilancio del Friuli e penso che rappresenti oggi un'eccellenza nazionale con diversi fattori che la fanno emergere come tale. È un'università che è stata in grado di guardare il futuro, adesso anche con il laboratorio a disposizione non soltanto dell'università ma delle imprese e degli studenti. 20 new stones in the city of Trieste turn streets into places of remembrance. 20 new pietre d'inciampo were laid across the city of Trieste to honor victims of Nazi fascist deportations and keep alive the memory of lives lost in the Shoah. The brass plaques have been set into pavements at the last known addresses of the victims, bearing their names as a daily reminder of history and a call to reflection. Negli anni scorsi si ricordava il dramma della comunità ebraica, 6 milioni di morti. Adesso ha una doppia valenza perché finiamola. Ripeto, avevo rimosso la parola guerra dal mio vocabolario, ma l'abbiamo rimessa purtroppo perché la situazione è drammatica. Allora oggi mi fa piacere perché siamo tutti uniti, non ci sono contestazioni, insomma va bene così. No, l'evento di oggi, che si ripete adesso da 9 anni a Trieste, è importante perché così si ridà un nome e dunque un'esistenza delle persone che sono state cancellate, distrutte, di cui la volontà era proprio di togliere la loro umanità. L'altra è il contesto in cui viviamo attualmente, che è preoccupante. Avevo già accennato tutto l'antisemitismo che riprende e che sembra di nuovo essere qualcosa di lecito. Oggi come oggi la parola è stata liberata ed è importante dunque di ricordare che le conseguenze dell'antisemitismo portano sempre alle cerimonie che stiamo facendo. Provinces return to Friuli Venezia Giulia's parliament gives final approval. Italy's parliament has approved the return of provinces in Friuli Venezia Giulia, restoring local governments abolished 10 years ago. Elections are expected in 2027 after the region passes laws to establish the new provincial institutions. A new leadership and a push to restart Trieste port. In Trieste, Port Authority President Marco Consalvo meets stakeholders to outline the port's short-term outlook, addressing the expansion in Servola, the appointment of a new secretary and current trends in cruise and cargo traffic. Ma innanzitutto per me è importante parlare con tutti, dagli operatori a tutti quelli ai stakeholder che hanno interessi specifici sul porto, per cui io questo incontro lo considero importante. Tra l'altro vedo una presenza importante, per cui sono convinto che da queste riflessioni possano nascere anche degli spunti utili per tutti. Le urgenze sono diverse, quello di mettere a terra velocemente gli investimenti, alcuni di questi importanti sono già programmati, sono anche alcuni in fase anche avanzata, ma quello che è fondamentale è accelerare. Tourism jobs for summer 2026 as Grado is recruiting. In Grado, the region Friuli Venezia Giulia and the municipality will host a recruiting day on February 19th, with Club del Sole and Villaggio Europa offering 68 seasonal jobs in hospitality, catering and services. Sono diverse le iniziative che la Regione mette in campo. Allora, qua ovviamente siamo a presentare il Recruiting Day e offre l'opportunità ovviamente alle persone di inserirsi direttamente nel mercato del lavoro. È ovvio che in questo momento il mercato di lavoro è molto dinamico e richiede delle competenze che di giorno in giorno devono essere acquisite, per questo che la Regione si muove su diverse iniziative. Abbiamo per esempio anche corsi coprogettati, che è uno strumento utilizzato dalle aziende per formare le persone con le competenze che servono. Northern lights dazzle Friuli Venezia Giulia after a powerful geomagnetic storm. The event, recorded near Trieste, produced vivid red, green, and rare blue-violet hues caused by charged solar particles interacting with Earth's atmosphere, ranking among the strongest auroral displays seen in the region in modern times. Trieste shines for the Olympic torch. This Friday, Trieste will host a stage of the Milan Cortina 2026 Olympic Torch Relay.
The flame will travel a 2-hour route from the Viale Miramare through the city center, San Giacomo and Campo Elisi, ending in Piazza Unità d'Italia around 7:30 p.m. Well, again, a great event in our city. Trieste will host this important manifestation, and local police will be involved. 60 people of local police will take part in it, but there will be also the support of the civil protection. It will be a very difficult day because the manifestation is very big, so will be some deviations of the lines, but the thing that we say to the citizens is that they must be very patient that day, and in the hours of the manifestation better is not to use buses or cars. This is better. Following the Olympic flame traveling around Italy this Friday? Yes. Maybe. I think I might search it up online. Maybe. Yeah. I don't know. I don't think so. Are you following the Olympic Games? Yes. The Winter Olympics. Yes, exactly. Yes. Friuli Venezia Giulia dwellers find ways to beat the winter blues. We hit the streets to ask the locals what's the best way to beat the winter blues. I stay positive, focusing on my exams, and so also I always stay with my friends. I try to stay happy by hanging out with my friends, even though we had some common issues, like for example exam. So when we have those difficulties, even on the Blue Monday, we try to hang up during winter and, I don't know, take a coffee, take a walk together. Noi siamo pensionate, siamo felici sempre, non abbiamo lunedì tristi o più felici degli altri. Go shopping and have fun with your family and friends. Solite, comunque siamo felici anche se è inverno. We're very happy because we love the Bora, the wind. So we're always happy, also in winter. Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak your language.